Oltre alle vongole, poi sotto costa, cos'è che si pesca invece? Quali sono le principali zone di pesca? Quanto escono dalla costa? Buongiorno da Renzo Michieretto e ben ritrovati con questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo al comparto della pesca del Veneto, un comparto anche questo molto importante. Vi ricordo che stiamo trasmettendo sulla piattaforma Spreaker in solo audio e anche sul profilo Facebook di Veneto Agricoltura, ovviamente anche in video. Si diceva, oggi la puntata è dedicata al comparto della pesca e per questo abbiamo invitato la dottoressa Alessandra Liviero, collega di Veneto Agricoltura, che ci inquadrerà questo settore. Oggi parleremo quindi di flotta peschereccia, di pescato, di mercati, di come funziona in sostanza il comparto veneto della pesca. Alessandra, riusciamo con qualche dato a inquadrare il comparto? Sì, buongiorno. La pesca veneta ha un valore della produzione di 178 milioni di euro, non è molto, però si tratta di un comparto che ha una sua storia, un suo radicamento nella regione e soprattutto ha un ruolo sociale nella fascia costiera molto elevato. Ricordiamo oltre 150 km di costa. 150 km di costa, comunque il valore della produzione veneto rappresenta l'11% del valore complessivo della produzione nazionale, quindi insomma il Veneto si piazza con un buon risultato all'interno del settore a livello nazionale. 3.800 imprese, compreso l'indotto. Se ci focalizziamo solamente su quelle di pesca sono 1460. Il trend è negli ultimi anni in diminuzione per quanto riguarda le imprese di pesca. Gli occupati, sempre per quanto riguarda il primario, sono circa 7000, quindi sia per quanto riguarda il settore pesca che per il settore acquacultura. Qui ricordo invece che le imprese sono circa 1600 e sono in leggero aumento. La flotta peschereccia, come è composta? Allora, in Veneto abbiamo circa 662 pescherecci. Dislocati dove? Sono dislocati presso le marinerie del Veneto, che le più importanti sono quelle di Caorle, Chioggia e Pila Porto Tolle. Però ricordiamo che lungo la costa veneta abbiamo 6 mercati ittici che sono anche poi la base di questa flotta peschereccia perché costituiscono il punto di sbarco della produzione locale. Quindi i pescherecci escono da questi porti veneti, vanno in mare. Quali sono le principali zone di pesca? Quanto escono dalla costa? Allora, dipende dal tipo di peschereccio. Abbiamo diversi sistemi di pesca in Veneto. Per esempio, se prendiamo il sistema delle draghe idrauliche, abbiamo circa 163 draghe idrauliche in Veneto. Sono praticamente dei pescherecci dotati di un rastrello che soffia e di una turbo soffiante che soffiando l'acqua solleva la sabbia dal fondo e fa in modo che le vongole, perché questo è un tipo di peschereccio che si occupa esclusivamente della pesca di vongole di mare, la specie la Camelea gallina nello specifico, la vongola viene sollevata, poi passa attraverso un settaccio e viene raccolta e portata a bordo dell'imbarcazione. Questi restano sotto costa, per dire, questi sono pescherecci che lavorano prevalentemente nella fascia costiera. Quindi oltre alle vongole poi sotto costa, cos'è che si pesca invece sull'Adriatico? Allora, altra specie importante, i cui quantitativi sono anche molto pesanti a livello di commercializzazione, abbiamo il pesce azzurro, quindi il pelagico, alici, sarde che vengono pescate con il sistema volante invece. Sistema volante, che consiste esattamente? Esatto, il sistema volante consiste in 2 pescherecci che escono, infatti si chiama pesca anche pelagico a coppia, 2 pescherecci che escono in mare e usano una rete trainata da due imbarcazioni. Nel momento in cui viene visualizzato un banco di pesce attraverso appunto i sistemi elettronici in dotazione alle barche, le reti vengono calate, trainate da questi 2 pescherecci finché non si riesce appunto a catturare questo banco di pesce che poi viene tirato a bordo da una sola delle imbarcazioni. Benissimo, abbiamo il pescato, i pescherecci rientrano ai loro porti. Cosa succede a quel punto? Sbarcano al mercato. Diciamo che
dipende molto dalle tipologie di pesce che viene portato a terra. E le volanti, la tipologia di pesce pescato dalle volanti viene solitamente commercializzato attraverso le organizzazioni di produttori, quindi si tratta di prodotto che viene comunque sbarcato e registrato presso i mercati ittici, però poi non viene spesso venduto direttamente nel mercato, ma trova collocazione attraverso appunto la struttura delle organizzazioni di produttori, che appunto sono quelle strutture definite dal regolamento comunitario della politica comune della pesca e che servono appunto per creare un maggior orientamento al mercato affinché appunto il prezzo e i quantitativi di prodotti siano, diciamo, confacenti a quella che è poi il dato, la produttività, insomma, del mare. Quindi è in questo frangente che in pratica poi si fanno le contrattazioni. Si fanno le contrattazioni. Che vengono esattamente, ci sono vari modi di contrattazione. Ci sono diversi modi di contrattazioni. Per quanto riguarda i mercati ittici, abbiamo la classica asta ad orecchio, che è un sistema molto, molto antico. E in cosa consiste? Praticamente l'astatore fa un giro di tutti i possibili acquirenti, sente quale può essere il prezzo e poi comunica quello che è il prezzo di vendita per lui più vantaggioso. È un sistema di pesca basato molto sulla fiducia dell'astatore, perché ovviamente assume un ruolo importante in questo caso. Poi c'è un altro sistema invece ovviamente più giovane, più moderno, che è ovviamente l'asta elettronica o asta orologio. Praticamente gli acquirenti sono posti davanti a questa specie di orologio elettronico e nel momento, ovviamente l'asta, l'orologio va al ribasso come prezzo, e nel momento in cui un acquirente decide che quel prezzo può andare bene, pigia un bottone e blocca l'asta, blocca il prezzo a quel punto, quindi in un certo senso fa il prezzo in quel momento. Questo succede in tutti i mercati ittici del Veneto? Questo succede in tutti i mercati ittici del Veneto, che ricordo sono Caorle, Chioggia, Pila Portotolle, Portoviro, Scardovari e Venezia. Ovviamente per i sistemi di pesca che avevo accennato prima, quindi il sistema delle draghe idrauliche e il sistema delle volanti, spesso il mercato non viene molto utilizzato, perché le draghe idrauliche, pescando un prodotto come le vongole, si tratta di molluschi bivalvi, hanno bisogno poi di un centro di spedizione, quindi sono strutturate, diciamo, sbarcano in strutture per questo attrezzate. Solitamente nei porti pescherecci, nei mercati ittici, il grosso del quantitativo che troviamo è il pesce, diciamo, misto, quindi crostacei, molluschi, seppie, che vengono normalmente pescate con il sistema dello strascico. Strascico che appunto in Veneto è diviso in due sottocomparti, che sono appunto lo strascico a divergenti e lo strascico con il sistema rapidi o ramponi, che sono due sistemi di pesca che appunto raschiano con una rete sul fondo. Sì, un sistema di pesca che ha lasciato giù sulle tegnue anche un bel po' di reti dei pescatori. Esatto. Cosa sono le tegnue? Allora, le tegnue sono una conformazione rocciosa che si trovano dove? Tipica dell'Alto Adriatico, si trova al largo delle coste venete, però poi prosegue anche verso la costa alto adriatica e sono molto importanti dal punto di vista naturalistico e della riproduzione, proprio perché essendo il nord Adriatico, almeno la costa più occidentale, soprattutto formata da sabbiosa, esatto, queste conformazioni assicurano dei ripari alla fauna e in più assicurano anche degli habitat consistenti appunto per la riproduzione delle specie. Un discorso a parte andrebbe fatto per l'allevamento ittico, vero? Sì. Che però, essendo molto importante e complesso, dedicheremo una delle prossime puntate, però magari vogliamo soltanto mettere lì qualche elemento? Allora sì, in Veneto la quota parte, rappresenta un 40% del valore della produzione, è dato dall'allevamento della vongola filippina, allevamento che si effettua sotto costa, in laguna principalmente, quindi ovviamente noi siamo ricchi di lagune, abbiamo le lagune del Polesine e la laguna di Venezia, in cui questo prodotto ha preso
ha preso piede dagli anni 80 in poi. Poi ovviamente non dimentichiamo la produzione da mitilicoltura, quindi la produzione che adesso normalmente viene fatta non più solo in laguna ma in mare aperto, con i filari appunto offshore e longline su pezzi di mare in concessione. E poi ovviamente non dimentichiamo la produzione di acque interne. Benissimo, di tutto questo ci occuperemo, come ho detto, in una prossima puntata. Andiamo verso la chiusura. Come il comparto ittico veneto ha saputo superare la riforma della politica europea della pesca? Come ne è uscito? Con le ossa rotte o comunque ha saputo riorganizzarsi? Il settore si sta riorganizzando. Se vediamo il numero per esempio dei pescherecci è in continuo calo, abbiamo avuto un calo del 16% negli ultimi 10 anni, arrivando appunto ad oggi a 662 pescherecci. La politica comune della pesca è intervenuta in modo pesante per contenere lo sforzo di pesca. Uno dei problemi principali appunto è il depauperamento delle risorse, quindi il contenimento dei quantitativi che vengono pescati. Molti sono stati i pescherecci che quindi per vetustà delle stesse imbarcazioni, magari per aumento dell'età degli imprenditori, hanno deciso quindi di approfittare di queste agevolazioni introdotte dall'Unione Europea e di vendere ed eliminare dal mercato la propria imbarcazione. Da ultimo, l'ultimo decreto appunto che è proprio di qualche giorno fa, stabilisce il ritiro dal mercato di una trentina di imbarcazioni proprio anche della regione del Veneto. E chi lavorava nelle imbarcazioni dove sono andate a finire? Allora, le imbarcazioni, ricordo, sono vecchie, cioè un dato fondamentale è la vetustà delle imbarcazioni. Quindi una rottamazione. Una rottamazione, esatto. I più giovani che magari lavoravano a bordo dei pescherecci, e quindi magari non parlo dell'imprenditore ma soprattutto degli imbarcati, si sono riqualificati in altre professioni, a partire dall'acquacoltura, oppure esatto, soprattutto nell'acquacoltura, quindi nella mitilicoltura prevalentemente, o nella venericoltura, oppure hanno trovato posto su altre imbarcazioni che magari sono diventate un po' più benissimo, consistenti. Alessandra, ci abbiamo davvero alla chiusura. Ci impegniamo in una delle prossime puntate ad affrontare questo tema dell'acquacoltura, in particolare della mitilicoltura, che è due temi davvero interessanti per il Veneto, e quindi una prossima puntata sarà dedicata a questo tema. Direi che possiamo anche chiudere qui, nel senso che abbiamo inquadrato un po' il comparto. Ricordiamo a tutti i nostri followers di seguire anche il profilo, il sito internet di Veneto Agricoltura, dove possono trovare i report dell'Osservatorio Socio-Economico della Pesca. In cosa consistono questi report? Abbiamo ancora qualche secondo. Periodicamente appunto vengono fatte delle elaborazioni con dati ed informazioni su quelle che poi sono le criticità o i punti di forza e di debolezza del settore ittico, quindi per singolo comparto o per singola marineria. I dati sono reperibili sul nostro sito. Quindi www.venetoagricoltura.org. Un saluto a tutti e appuntamento a giovedì prossimo.